Migliaia di persone hanno preso parte a Maracalagonis alla sagra del pane e pomodoro. Sentiamo il servizio di Fausto Ru. Il pomodoro è frutto della nostra terra meravigliosa, mentre il pane è frutto delle lavorazioni, delle mani delle nostre donne di Maracalagonis. Prodotti della quotidianità che ogni giorno finiscono nella tavola dei cittadini di Maracalagonis e che per l'8ª edizione della Sagra del Sovain e Tomata hanno fatto apprezzare il paese a migliaia di visitatori. Questa sagra è una bella festa, veramente una bella festa, raccoglie un sacco di persone, bella, veramente bella. Un paese vestito a festa per offrire e far conoscere le sue ricchezze, con i pomodori protagonisti assoluti. Mara è nominata per il pomodoro di Mara, che è famoso, diciamo, come pomodoro, e come vedete noi le esposizioni che abbiamo, questi sono i nostri risultati dei pomodori di Mara. Maracalagonis per un giorno si è messo in vetrina con pane tipico, formaggi, dolci, la fregola e scrugugioni de mendo, un modo per valorizzare quelli che sono i principi proprio della nostra terra, ed è questo quello di cui abbiamo bisogno, di cui ha bisogno oggi Maracalagonis, ma non solo, tutto il territorio. E ora andiamo a Porto Rotondo, premio